Pronto? Pronto? Ciao mammina, Scusa mammina, ma che lì al papino? No, per un momento le mie chi, le ne hai fatto le sigarette. Ma te che da bisogno? Sì, che hai proprio bisogno da lui. Ciao, quinta su, magari può aiutare. No, credi mia mammina, era per un via ad un lavoro che vorrei sa fa. Un lavoro? Cos'è la sta storia? Vorrei sa pitturare la cucina. Cosa? Pitturare la cucina? Ma se le neanche un anno che ti c'ha l'appartamento. Le mia colpa a me, le colpa della passata da pomodoro. La passata da pomodoro? Ma cosa ti quinta su? E da sé la zia Letizia l'aveva portata 3 cassette da tomati dal suo giardino e per me era troppo. Allora ho pensato a fare i bui e da fare un po' da salsa. Oh signor, tal se tu usa che mi miste per te. Quando riuscirò a fartela capire? Ma se un bel fai a spiegare bene come si fa la salsa, perché ho ben capito, ne? Sì, immagini. E allora cosa c'entra tutta sta roba con i pareti della cucina? Ehi, paret, le due le nai a tutta la salsa. Oh, Benedetta, ma cosa che mai succeduto? Ma sti baracchi da frullatori. Che baracca? Ma sì, dove sta dentro? I tomati se lo invia e poi le nai a roba da partito. Ma come? Te che mi metti sul quercio? Ma che querci? Oh, santo cielo! Ma tu svegliati per piacere. E adesso chissà che disastro. Mammina, te dovresti vedere. Per fortuna che chiarissera la porta, altrimenti andava dalla stanza e in salotto. Sì, Maria Luisa, ciapata la mia, eh? A veni bella mia, date una manganetta su. Ma no, che più bisogno, mammina. Go bene, su tutto me. Al problema è che i pareti mi resta un po' rosso. Oh, e i mobili? O il frigo? E la lavastoviglie? No, che lì è un po' rosino, ma sta fin benissimo. Scià, Giovanni, che la tutusa al telefono. Un altro disastro, Pronto? Pronto? Ciao papino. Se una roba papino, vorrei pitturare il parete della cucina. Le mi usa al bianfis o la disperazione? La cosa? Al bianfis o la disperazione? Te se, roba che mi di un me vicino da qua. Ma che disperazione, la si chiama dispersione. Scusa, ma cosa è tutta sta storia? Stasera devi ripetire il parete della cucina perché sei un po' sporcato. E allora vorrei domandato un consiglio, tutti lì? Ma capisci mia perché ti devo ripetere che le 3 o 4 mesi che ti sei dentro. Comunque, alle me il bianfis le più sei igieniche. Oh, grazie papino. Ma in dove volte? Ma vai in un negozio da pittura, no? Oppure in un quei do-it. Ah, ok, al panel? Senti, Maria Luisa, la saperta, arrivi lì mi aiutate, va? Lei che mi piaceva farmi, papino, dai, la son provata. Ah, lascia sta. Guarda, in poco giusto a tempo ho comprato la pittura, un rollo e tutto il necessario. Va bene? Va bene, papino, tu sei proprio una stella. Ah, giusta. Per la pittura, la trova ben bianca o tu preferisci un altro colore, magari un bel rosino, Cosa antisat? Rosin, va bene. Tanto hago tutto in tinta. Ma, mica si mia. Ti, Elvira, ma la cucina della Maria Luisa ha le omie d'un colore sul beige. L'era, Giovanni, l'era. Tal se che quella tutusa gava pazienza. Gava tanta pazienza. Ti capisci, Giovanni? Allora, ciao Maria Luisa, stasera riumli e cominciamo un lavoro, va bene? Va bene, papino, grazie, grazie da tutto. Tazzetta Elvira, che modo capì a chi che la gassumea la nostra tusa? A me no già. Ecco, forse la cadenta che cosa dalla mia sorella, dalla Letizia. San Giovanni, fammi un piacere. Parlo mia dalla Letizia, né dalla Letizia né di Tomatis, va bene? Grazie.